ringraziando appunto per la presenza il sindaco e quindi consegno e mi permetto anche, visto il sindaco di Magnatica, perché comunque voglio poi premiare la polizia di Colli, quindi visto che col comandante abbiamo un rapporto, oltre che personale bellissimo, abbiamo un rapporto di collaborazione per le manifestazioni e così via, quindi per me è un onore consegnare. Ringrazio poi la Polizia di Stato. Non te nascondere. Prima abbiamo un socio che è della prima ora, che è l'ispettore Massimino, che è professore di una bellissima alpetta, e poi con la Polizia di Stato stiamo collaborando già da diversi anni alla festa della polizia. Siamo partiti con la Giulia, la prima, adesso siamo cresciuti, speriamo di andare ancora più avanti e tutti gli anni andiamo avanti con questa collaborazione. Certo, abbiamo esposte l'Ore Center, le abbiamo esposte anche nel primo anno alla festa polizia e noi siamo sempre disponibili perché per noi è un onore collaborare con loro. Quindi consegno la targa. Poi vorrei iniziare a premiare alcune macchine che secondo me sono di significato particolare. In prima istanza vorrei premiare il signor Prussiani con questa splendida vettura Alfa Romeo, che mi permetto di ammettere la mia ignoranza, non so quale allestimento sia, quindi vorrei consegnargli la targa. Questo è il più grande collezionista che abbiamo qui nella Bergamasca. Vacci dopo. Poi passo a premiare l'alfetta più bella del club, ed è un premio retorico perché abbiamo un nostro socio che è un fanatico a livello maniacale oltre ogni livello, che è quello che purtroppo mi ha coinvolto mandandomi in crisi. Io ero convinto, avevo 2 o 3 alfette di queste che ero convinto che fossero belle, mi sono dovuto rimettere in discussione del tutto, e quindi premio l'amico Claude che ha l'alfetta più bella, quella blu. Vi invito a guardare. Passiamo poi all'equipaggio più lontano, che indubbiamente è uno soltanto, che è da Trieste, e sono venuti gli amici di Stile Alfa Romeo, che è uno dei club con cui abbiamo lanciato un rapporto più stretto. Io ho avuto l'onore di portare un'alfetta identica alla presentazione al raduno del quarantennale Alfetta, perché l'alfetta venne presentata il 17 maggio del 1972 a Trieste. Ecco, hanno avuto la bellissima idea di organizzare proprio lì un raduno. Abbiamo trovato un tempo che pareva dicembre, però è stato un momento bellissimo e quindi io non posso che ringraziarli, quindi invito il Presidente, che è un amico.
Gabriele perché abbiamo impegni a Manetta, come si può dire, però comunque il piacere di fare questa calca poi con il vostro club, soprattutto c'è un lavoro fantastico. Veramente ci sono dei ragazzi fantastici. E poi premiamo il nostro registro che si è rappresentato al CERPA lungo per la memoria storica dell'Alfa Romeo. Vorrei precisare che RIAR quest'anno ha festeggiato il 50ennale con una manifestazione che non ho parole per descrivere perché è stato qualcosa, abbiamo cenato in piazza Cremona ed è stato un momento spettacolare, abbiamo ascoltato un concerto eseguito con 2 violini Stradivari, quindi eravamo a un livello oltre ogni aspettativa. Sì, poi è seguito un momento, una coreografia organizzata dagli stessi che avevano organizzato l'apertura delle Olimpiadi invernali di Torino, quindi qualcosa al di là di ogni aspettativa. Noi abbiamo un grande presidente, al di là di quello che è da ormai quasi 30 anni, una persona straordinaria che è il dottor D'Amico e non è potuto venire perché per problemi personali di cui ne aveva già parlato, però qui mi ha mandato una rappresentanza che per me è un onore. Appartenere a RIAR per un club Alfa Romeo vuol dire tutto, vuol dire innanzitutto avere un riferimento sia con la casa madre sia con delle persone competentissime e poi da tanti vantaggi insomma. Quindi per me è stato un piacere quando 3 anni fa ci hanno affiliato, anche se eravamo appena nati, e per me è un onore quindi avere qui come ospite il dottor Palumbo. Prendo 2 calorini, ormai siamo arrivati alla fine e come diceva prima Filippo, porto in salute il nostro presidente, il dottor Stefano D'Amico, che purtroppo non può venire, e di tutti i nostri consiglieri. Ho portato un piccolo pacchettino, il libro del RIAR, con tutte le firme e le dediche. Abbiamo fatto anche un libro sul monumento dei 100 anni dell'Alfa Romeo. E poi un piccolo presentino, profilo anche noi. Noi abbiamo una bella assicurazione che adesso funziona molto bene, lui è informato su tutto, pertanto voi che siete iscritti al club suo avete la possibilità di utilizzare la nostra assicurazione tramite il RIAR che costa 60 euro all'anno, quindi sì, una grande cosa perché lui è informato su tutto, piano piano ci stiamo. La segreteria del club sarà sempre a disposizione per queste cose ed è una cosa per noi utile perché alla fine diventava sempre più difficile, poi Adesso, per chi come me è arrivato ad averne 20 diventava un dramma, c'era a stipulare i contratti di assicurazione. Posso dare fino a 24, quindi. Grazie. Io prima di lasciare poi al buffet, quindi lasciare gli ospiti al buffet, volevo ringraziare, ne approfitto innanzitutto gli appassionati di autobus storici che sono venuti qui oggi, perché noi collezioniamo macchine, ma abbiamo avuto questa idea visto che oggi oltre a inaugurare questa sede del club abbiamo inaugurato anche la sede dell'azienda Noleggi 87, abbiamo invitato questi appassionati che hanno portato dei pezzi molto particolari, un autobus 309 del 63, un 306 del 77, anni, e poi uno dei primissimi 370 Padane che, sebbene sembri moderno, è un design comunque che è nato negli anni 70 e noi che siamo proprio cultori degli anni 70 troviamo questi mezzi interessantissimi. Per un periodo abbiamo avuto anche il piacere di averli ospiti nella sede precedente, che era molto più grande, quindi ci hanno fatto compagnia ed era stato. Io li ringrazio perché comunque noi abbiamo, con noi collezionisti, insomma, affrontiamo tanti, ormai è un vizio, lo ammetto, questo che abbiamo, portare avanti il collezionismo di macchine, portare avanti quello di autobus è qualcosa di oltre, solo per il problema della manutenzione, del costo da mantenere e così via va oltre, quindi fa onore anche a loro questa cosa. Non posso che ringraziarvi quindi tutti e lascio quindi, vi invito quindi a prendere parte al buffet e poi
per chi avrà voglia mi farà piacere se ci seguirà poi al ristorante. Saremo a partenza circa, penso mezzogiorno, più o meno, se voi va bene, in modo tale che riusciamo ad arrivare con comodità e saremo scortati dalla polizia locale, quindi non avremo difficoltà in tal senso. Grazie ancora a tutti. Grazie.